Venezia non è Disneyland. Questo è il titolo di un famosissimo gruppo Facebook, una pagina in cui vengono postate le foto degli effetti e degli eccessi del turismo nella città di Venezia, nell'isola, nel centro storico, con tutte le follie, i danni, le conseguenze del turismo intensivo tipico di Venezia e quindi dello sfruttamento anche del patrimonio del centro storico di una delle città più belle del mondo. Ecco, Venezia non è Disneyland, ma poco ci manca. Circa 140.000 presenze turistiche nella città storica durante il weekend di Pasqua, 500.000 di turisti sul litorale veneto in questo fine settimana. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: assalto a Venezia, code intasamenti, tutto funziona tra virgolette come prima del Covid, e poi basta il sottotitolo per descrivere le infinite contraddizioni di questo modello di sviluppo e di sfruttamento del fenomeno turistico. Ecco allora albergatori e ristoratori felici, molto meno i residenti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 19 aprile 2022. La prima notizia del giorno riguarda il turismo a Pasqua e Pasquetta, 500.000 di persone sulla costa veneziana. Una media di 140.000 presenze nella città storica durante tutto il fine settimana, e si torna a parlare di sperimentazione di misure per limitare la pressione dei flussi turistici. E allora sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi il titolo: per visitare Venezia obbligo di prenotazione, tra parentesi anche per i veneti, si parte quest'estate. Una notizia non proprio scioccante, visto che se ne parla da anni e da mesi sembra prossima appunto l'implementazione di questa misura, che è stata rinviata a causa della pandemia negli ultimi 2 anni. Il sindaco Brugnaro esulta, dice: saremo i primi al mondo, ticket d'accesso dal 2023. Come funzionerà questo obbligo di prenotazione? Nei primi mesi si tratterà di una sperimentazione. Da quest'estate per venire a Venezia sarà necessario prenotare. Si comincia però con un sistema di incentivi e vantaggi. Chi prenota pagherà meno i servizi, i parcheggi, le visite ai musei, quindi soltanto degli incentivi. Ma attenzione, nella seconda fase entreranno in gioco i disincentivi, e cioè chi non prenoterà pagherà tutto di più. Chi non prenota la visita a Venezia pagherà di più rispetto ai parcheggi, ai mezzi pubblici, i biglietti dei musei, e è al vaglio anche l'ipotesi di sanzioni. Poi la terza fase, il ticket vero e proprio di entrata, rinviato appunto di 1 anno. Il contributo d'accesso sarebbe dovuto entrare in vigore nel giugno del 2022, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto. La giunta Brugnaro ha deciso però di rinviarlo al 2023, quando entrerà a regime la piattaforma per la prenotazione e il sistema di agevolazioni. Quindi Venezia non è Disneyland, ma sicuramente ci assomiglia sempre e sempre di più. Parlando sempre di turismo, ma spostandoci un po' fuori regione, pur restando a nord-est, in provincia di Bolzano, nel lago di Braies, un episodio veramente incredibile, incidente a Pasquetta. E allora leggiamo il titolo sul Gazzettino di oggi: lago di Braies, il ghiaccio cede, precipitano in 14, pure un bimbo di 4 mesi. È stato un fine settimana di incidenti quello appunto a Bolzano. Il bambino di 4 mesi caduto nel lago di Braies assieme ai genitori è in ipotermia ed è ricoverato alla clinica universitaria di Innsbruck, dove è stato trasportato d'urgenza. Un incidente appunto grave, ma non l'unico che si è verificato in montagna
in questo fine settimana, coinvolti altri 5 turisti, 3 giovani friulani rifiutano il ricovero, ferita la famiglia milanese che appunto è caduta nel lago. I vigili del fuoco raccomandano di non passeggiare sulla superficie ghiacciata del lago di Braies, che è resa sottile dal caldo, dove questo non fosse già suggerito dall'intuito e dall'istinto di autoconservazione. C'è anche appunto l'indicazione dei vigili del fuoco. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: camminano sul ghiaccio, la lastra cede e 14 persone cadono nell'acqua gelida. Serie di incidenti a Pasqua sul lago di Braies, soccorritori ieri sulla sponda del lago di Braies appunto per assistere le persone in acqua salvate con l'elicottero. C'è anche la fotografia sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi dell'elicottero appunto impegnato nella missione di salvataggio dei turisti caduti nel lago ghiacciato. La politica a Verona, le elezioni comunali si avvicinano, ma è ancora caos nel centrodestra che si spacca sull'appoggio al sindaco uscente Sboarina. Garanzie scritte alla Lega per appunto sostenere il sindaco, questa è la richiesta di cui rendono conto i quotidiani del gruppo Gedi. Forza Italia invece resta Contosi, l'altro candidato appunto del centrodestra. L'articolo di Filippo Tosatto sulle pagine del quotidiano del gruppo Gedi parla di una girandola di incontri politici fra i big in occasione del Vinitaly, ma solo un ordine romano potrà riunire il centrodestra. Insomma, è caos, nemmeno Pasqua ha portato la pace all'interno della coalizione guidata da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, che, se nulla cambierà nei prossimi giorni, a Verona si presenterà divisa contro invece il candidato del centro-sinistra Damiano Tommasi, ex calciatore, che ha riunito in una coalizione chiamata Rete tutte le forze del centro-sinistra appunto. Chiudiamo questa edizione di Sveglia Veneto con alcune notizie flash. Nordic Walking, primato del Veneto nei 25 anni di storia. La notizia sul Gazzettino in un articolo di Angela Pederiva: il fenomeno Nordic Walking, la nostra è la regione con più tecnici, 276 su 858 in Italia. L'ex cestista Fullin è nel direttivo e dichiara: con i bastoncini mi diverto come a canestro. L'articolo insomma si concentra anche sulla veneziana Fullin, ex cestista che fra Vicenza e Como ha vinto 15 scudetti, 7 Coppe dei Campioni e 4 Coppe Italia, a cui vanno poi sommati 199 presenze e 2296 punti nella nazionale femminile di pallacanestro, di cui è stata pure allenatrice e dirigente. Insomma, è un entusiasta testimonial ora della disciplina del Nordic Walking. All'inizio mi sentivo chiedere dove hai lasciato gli sci. Questa è un'altra dichiarazione riportata appunto dal Gazzettino. Invece è un'attività che può essere faticosa e sfidante, quindi la regione con più tecnici di Nordic Walking e una storia lunga 25 anni per la federazione. L'ultima notizia di oggi invece riguarda il borgo di Soave, il comune di Soave, che è stato riconosciuto Borgo dei Borghi del 2022 dal programma di Rai 3 Kilimangiaro. Insomma, un premio che per la prima volta viene attribuito a un comune della regione del Veneto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.